Il nuovo ospedale è diventato il grande buco nero, dopo i grandi proclami fino a qualche settimana fa, nessuno sa più nulla e nessuno dice più nulla. È il sentimento di incertezza che corre in città, quello a cui dà voce Antonino Pipitone, Padova Bene Comune. Dopo che passati 30 anni di passi in avanti e retromarce, il progetto del nuovo ospedale di Padova sembrava avere trovato una definizione. Da un paio di mesi la revisione della parte economica da parte della giunta Stefani fa stare molti sulle spine. Tanto che a fine giugno c'era stato un incontro tra il governatore, il sindaco Giordani e la rettrice Mapelli. Entro la fine dell'anno, la preintesa con INAIL, approvata ad agosto 2025 dall'allora presidente del Veneto Zaia, va sottoscritta. Il piano finanziario, a detta della giunta Stefani, non sarebbe però sostenibile da parte della regione. Da qui la richiesta di Padova Bene Comune al sindaco della città. L'INAIL quest'anno in bilancio ha già messo 350 milioni per il nuovo ospedale di Padova e quindi noi chiediamo non solo a Stefani e a Gelosa, ma soprattutto a Stefani, perché è evidente che c'è uno scontro con Zaia. Tra l'altro, cosa allucinante, le ultime autorizzazioni sul nuovo ospedale le ha date Stefani, bastava semplicemente non autorizzarle e cambiare subito registro. Quello che noi chiediamo oggi a questo sindaco Giordani e a quello che verrà dopo, che questo sia un punto centrale, perché il comune di Padova ha dato 500.000 metri quadri di terreno a Padova Est gratuiti alla regione per 99 anni. Al lavoro sul nuovo piano di finanziamento la Regione, che entro settembre dovrebbe avere definito il quadro, parziali rassicurazioni sulla tabella di marcia, a margine della conferenza stampa di lunedì sul nuovo numero 116-117, arrivano anche dall'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa. Per l'ospedale di Padova come procede? La data è sempre 2031? La data naturalmente sarà quella del 2031 sperabilmente. Mi dispiace molto che dovendo parlare dell'116, 117 parliamo di altri argomenti che in questo momento non sono prioritari per i nostri cittadini a livello regionale, mentre prioritario resta lo sviluppo dell'ospedale di Padova.